Buongiorno cari amici e benvenuti al canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo a mascherina, vi diamo il Degar del vostro Marietto, un piccolo aiuto antivirale che non è solo per questo virus che sta andando alla grande in questo momento, ma in generale per tutte le, come si suol dire, deficienze virali che possono sopraggiungere anche batteriche. Quindi prima di iniziare questa piccola pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Degar del Marietto Veneziano, di venirci a trovare i nostri gruppi Facebook dove troverete questo circuito radionico in modo gratuito da scaricare, e anche nel gruppo di Telegram dove alle 20:30 ogni lunedì teniamo un percorso esoterico gratuito e dove ci sarà anche questo piccolo circuito radionico dato gratuitamente. Bene, però prima di iniziare vi chiedo anche sempre di guardare le pillole su come fare la meditazione della stella di Davide, che aiuta sempre, e anche la meditazione sull'ovetto dorato, che aiuta sempre nel canale del vostro Marietto Veneziano. E ora iniziamo. Quindi prima di tutto, come al solito, sapete che il vostro Marietto vi chiede di avere il quadrante radiostesico per la valutazione, questo qua, che potete scaricare nel sito del capitano.altervista.org ed è gratuito. Qui si mette il testimone e si chiede se questo circuito potrebbe andare bene magari per aiutare e rinforzare il vostro sistema immunitario. Vi ricordo che il quadrante ha bisogno del testimone. Il testimone può essere una foto, un capello, un pezzetto di unghia o un nome e cognome e data di nascita della persona che si vuole esaminare. Quindi vedete che in questo modo il pendolino dice di sì. Quindi questo quadrante circuito radionico che darò in questa pillola, e lo darò insieme anche al famoso circuito per la melatonina donato da Ruggero Moretti l'Umanità, così che tranquillizza anche le persone questa possibilità di usare melatonina radionica. Bene, vediamo che il pendolino dice di sì, quindi passiamo al prossimo quadrante, vediamo il quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento, vediamo come andrà. Sempre testimone qua, si chiede come andrà questo trattamento, sia con la melatonina sia con questa cell molecola. Vedete che è favorevole, quindi vedete che è favorevole. Bene, detto questo, passiamo al prossimo quadrante radiostesico, che è il quadrante radiostesico per valutare il tempo. Sempre mettete il testimone, chiedete quante ore deve essere attivato questo quadrante, questo circuito radionico, scusate. E come minimo vedete che indica 7 ore. Bene, fatto questo, cosa faremo? Toglieremo, e il quadrante è il circuito radionico ideato dal Degar del Marietto Veneziano per i propri iscritti e chi lo vorrà utilizzare è questo qui. Vedete come è composto? È composto da 2 decagoni, la molecola che è praticamente il principio attivo del farmaco, la lettera Aleph di rinforzo, doppio decagono, stella di Davide, circuito infinito e protezione disimpregnante. Vedete? Quindi qui dentro, tutto quello che andrà qui dentro a livello vibrazionale si unirà, cioè Aleph, molecola e principio attivo. Qui mettete il testimone, cioè che potrebbe essere la vostra foto o la foto della vostra compagna o la foto di entrambi o della vostra famiglia, la mettete qui, prendete il pendolino e iniziate a roteare in senso orario. Vedete? Bene. A questo punto cosa fate? A questo punto, quando il pendolino si è fermato, prendete la vostra macchina radionica, la posizionate in un posto sicuro per almeno 7 ore. Quindi avrete nel corpo, a livello vibrazionale, il corpo eterico e astrale, il principio attivo di questo farmaco che serve come antibatterico e aiuta il corpo a rinforzarsi per i virus
e in alcuni paesi dove è permesso la propria vendita di questa molecola ci sono voci importanti che dicono che aiuta a prevenire certe patologie e certi effetti collaterali di certi virus. Io non posso garantire niente, però ho visto che col pendolino la cosa potrebbe funzionare in modo molto propositivo. Bene, però non è finito. Il vostro Marietto vi ha fatto vedere, scusate, l'altro giorno questo circuito radionico per la melatonina. Qui mettete il bicchiere, chiaramente prima dovete sempre chiedere al pendolino quante ore deve stare il bicchiere pieno d'acqua, o magari una boccettina chiusa con una goccia di rum per poterlo, come si dice, vitalizzare per immettere le vibrazioni della melatonina dentro l'acqua e praticamente fare in modo che l'acqua prenda queste vibrazioni e diventi una melatonina vibrazionale dentro l'acqua. E quindi si prende il pendolino, lo si fa girare e dopo chiedete al quadrante radiostesico dell'ora quante ore deve restare il vostro bicchiere d'acqua o la vostra boccettina chiusa sopra questo circuito radionico. Chiaramente ho fatto anche una pillolina solo apposta per il circuito radionico della melatonina, che ripeto l'ha donato gratuitamente il grandissimo radiestesista Ruggero Moretti più o meno tra il 2003 e il 2005. Bene, qui ho finito. Vi ricordo questo circuito radionico molto importante che può essere scaricato nel diario del Marietto Veneziano e nel diario di Hildegarda e anche nei gruppi di Facebook, e anche è stato condiviso in altri molti gruppi. È importante poterlo utilizzare e mettere qui, come vi ho fatto vedere nelle indicazioni del video, i vostri parenti. È praticamente un tentativo, diciamo così, di arginare questo fenomeno. Bene, cari amici, il vostro Marietto Veneziano ha finito. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!